Com'è il turismo a Rua di Feletto? Avete visto turisti stranieri in quest'estate? Che movimenti avete notato? Allora, a livello di turismo, secondo me molti tedeschi, austriaci e anche qualche inglese, quindi il movimento c'è. Tanti fanno giri in bicicletta, nel senso che magari affittano biciclette e comunque avendo Ca del Poggio qui vicino, loro tendono a passare di qua per andare a Conegliano, quindi di conseguenza al bar si fermano. E tra l'altro noi facciamo anche un servizio di menù fisso a mezzogiorno, per cui passando magari ci vedono e si fermano. Tanti vanno verso Conegliano, perché magari centro di Conegliano, io vedo che chiedono per andare a Conegliano e solitamente noi gli chiediamo sempre di andare per Collalbrigo perché è un po' più turistica come zona, così vedono i vigneti, insomma questa è la richiesta. Quindi fanno la strada alta per Collalbrigo, ma verso Conegliano sostanzialmente. Secondo me sono poco organizzati, nel senso che andrebbe un po' più valorizzato magari quello che può essere anche il discorso biciclette, i giri turistici, avere magari qualche punto di riferimento dove far fermare la gente o comunque il turista di per sé, perché tanti arrivano e non sanno neanche più o meno dove sono, cioè sanno che sono a San Pietro di Feletto, ma avendo il territorio molto vasto, il comune di San Pietro di Feletto, non sanno mai bene da che parte sono, nel senso ha sempre il riferimento Ca del Poggio, non solo gli stranieri, ma addirittura gente che viene da fuori, non sanno che, non so, c'è la chiesa qui a San Pietro dove hanno una vista un po' particolare che si vede tutto il territorio UNESCO. Sì, secondo me va un po' più valorizzato, insomma, magari anche facendo dei percorsi, siccome ce ne sono di belli sia per camminata che per bicicletta, in queste zone andrebbero un po' più esposti e valorizzati. Nonostante le restrizioni, nonostante il Covid e tutto il resto, abbiamo lavorato bene. C'è stato molto turismo, compagnie anche di ragazzi che erano in 15 che venivano, andavano, o dall'Austria, anche dalla Polonia, Belgio, Olanda. Abbiamo avuto un bel giro di turisti, essendo una zona comunque questa comunque turistica. E soprattutto nonostante gli anni che sono stati, ci hanno stupiti quest'anno, ecco, che c'è stato movimento. Era più turismo a piedi o più turismo a due ruote? Ma entrambi, un po' a piedi perché alcuni alloggiavano qua nei bed and breakfast qua a Refrontolo per visitare un po' la zona e molti invece magari erano in macchina perché facevano la girata e si fermavano a visitare qui e quindi si fermavano qui da noi. Dopo essere venuti qui a Refrontolo, dov'è che si dirigevano? Quali erano le località magari più gettonate? Beh, sicuramente per molti il Molinetto della Croda perché è un simbolo ormai anche all'estero, ormai lo conoscono tutti. E Venezia, tanti venivano qua e poi puntavano a farsi il giro a Venezia perché non ci sono mai stati. E comunque Cison anche so che giravano, perché io essendo madrelingua parlavo tranquillamente in inglese con loro e mi spiegavano un po', gli chiedevo giustamente dove erano diretti, cosa volevano visitare. E anche il borgo di Cison era gettonato, mi hanno detto. E, e comunque il paese qua, soprattutto anche qua, quelli che si soffermavano qua sono venuti apposta per fare il giro delle cantine, queste cose qua, magari acquistare del vino, del prosecco, che è buono su di qua, quindi. Quali erano le richieste, magari, o le curiosità che ti facevano, che ti chiedevano di più i turisti? Ma di solito mi chiedevano qualche luogo da visitare, quindi io ovviamente consigliavo quelli della zona qua. E poi la seconda era il prosecco, la cosa più gettonata era il prosecco. Quello era dove potevano acquistarlo, magari lo assaggiavano qui, mi chiedevano dove era la cantina e magari si facevano anche la giornata intera a girare tutte le cantine di Refrontola e oltre anche Valdobbiadene. Soprattutto quello è stato, sì, quello che mi hanno riferito alla fine. E a livello generale, secondo te, vista quindi questa presenza inaspettata appunto del Sì, era turismo inaspettato, sì. straniere, ecco, e a livello organizzativo ci sarebbe da fare qualcosa di diverso, qualcosa di più a livello proprio generale del territorio? Ma secondo me si può fare di più anche perché comunque l'Italia è un bellissimo paese e andrebbe valorizzato di più, un pochino di più secondo me sì. Serve a puntare sul turismo come puntano tanti paesi come la Croazia perché mia moglie è croata, quindi so, abbiamo casa là, quindi so un po' come funzionano le cose,
punterei molto sul turismo perché vedo che negli ultimi anni si sta aprendo molto nelle nostre zone, soprattutto che sì, che alla fine sono zone rispettabili rispetto a altre zone importanti come la Toscana, quindi qualcosa in più si può fare comunque secondo me, puntare più al turismo per avere un giro sempre più ampio di turisti.